Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live targata Reni J, quindi dedicata alla musica. Sono le 11:32 di questo 5 dicembre 2022, qui a Roma c'è un bel sole, vedete la luce che arriva dalla mia finestra, è un bel sole, anzi nel pomeriggio danno nuvoloso, però in questo momento a Roma alle 11:32 c'è un bellissimo sole. Allora, oggi dobbiamo fare un altro, chiamiamolo così, unboxing, anche se è un unboosting, però dobbiamo sballare un disco, un vinile di un autore che è stato molto discusso nei tempi addietro, ok? Di secondo me, un bravissimo cantautore italiano, ok? Stiamo parlando, ovviamente l'avrete diciamo già letto nella descrizione di questa live, di Marco Masini. Marco Masini che diciamo è un cantautore, ha una decina d'anni più di me, perché lui è del 64, io sono del 74, e diciamo negli anni 90, quando diciamo io ero in piena attività come DJ, come sapete, io seconda metà degli anni 80, prima metà degli anni 90 ho fatto parecchio il DJ, e lui andava molto forte in quegli anni. Vendeva parecchi dischi e ha avuto un notevole successo, diciamo, già con il suo primo album Marco Masini, ma poi con il secondo, con Malinconoia, con Ti innamorerai, col Cielo della Vergine, insomma tutti album che ebbero un notevole successo di pubblico. Quando io all'epoca andavo a scuola se ne parlava tantissimo di questi album, delle sue canzoni, che a me piace ancora ascoltarle tantissimo. Infatti, come sapete da una mia vecchia live, io già come sono uscite delle ristampe, con tutto che ho anche le prime stampe degli anni 90, anche se queste, diciamo, per esempio Scimmie, ecco, questa è la prima volta che uscì su vinile. Scimmie è bellissimo, tra l'altro tiratura limitata e autografata, copia numero 110 di sole 500 copie. Questo è un bellissimo vinile, perché è veramente da collezione, ne sono uscite soltanto 500 copie, di più no. Questa è una bella ristampa in doppio vinile di Marco Masini, Il Cielo della Vergine, vedete, anche questa è autografata, cioè autografata, non è in edizione limitata, però mi pare che anche questa non si dovrà più, scusate, mi è andata per traverso la saliva. E poi c'è questa bellissima, Marco Masini, Ti innamorerai, bellissima questa ristampa, e sto aspettando anche le ristampe degli altri suoi grandi successi, perché giustamente meritano di essere riacquistati anche a distanza di anni. Mi riferisco agli album, diciamo, 2000-2001, come Raccontami di te, Uscita di sicurezza, Il giardino delle api, che poi uscì nel 2005, perché diciamo ci fu un allontanamento, per chi sa tutta la storia, la storia artistica di Marco Masini subì, diciamo, un arresto intorno al 2001, ma lui ritornò sulle scene alla grande nel 2003. Poi ricordiamo che lui vinse la 54esima edizione del Festival della canzone italiana, del Festival di Sanremo, con la canzone L'uomo volante, bellissimo brano, molto bello, molto bello. E quindi, diciamo, ha continuato poi ad uscire fino al 2017 con degli album. È quello che vogliamo aprire oggi, appunto, che io pensavo fosse uscito solo in edizione ultra limitata e cofanetto, che costava più di 100 euro, ancora si trova però, solo che costa più di 100 euro, essendo un cofanetto in edizione limitata, numerata, eccetera. Allora io sono andato diciamo, questo è
lo posso anche dire, per quanto riguarda gli album, questo è il mio negozio preferito, cioè non, Goody Music ci trovi anche l'usato, Goody Music ci trovi i mix, diciamo, non solo gli album, mentre qui è un negozio bellissimo, è bello starci dentro, è bello andare a sfogliare tutti i vinili e i CD che hanno esposti, è bello passarci delle ore dentro come era già una volta, anche se adesso è diverso perché gli LP sono tutti imballati, non puoi fare il preascolto se non dei CD. Diciamo che è cambiato, come giustamente è giusto che sia. Il negozio tra l'altro è molto più moderno, è bellissimo. Se capitate a Roma, zona Piazza Vittorio per capirci, fermata della metro A Vittorio Emanuele, scendete a 100 metri c'è la discoteca Laziale. Ok, discoteca Laziale è un negozio secondo me che ha fatto la storia a Roma, la storia della musica, la storia dei vinili e la storia dei CD. Allora, guardate che bella che è questa nuova busta che hanno fatto perché le loro vecchie buste erano quelle colorate di plastica. Questa sembra quasi di stoffa, sembra il TNT, il tessuto non tessuto. Bellissima questa busta, e dentro ovviamente c'è il vinile che io ho acquistato. Allora, questo vinile, io poi la busta me la conservo con gelosia anche quella. Questo vinile è il live al Teatro della Pergola. Allora, questo vinile io pensavo fosse uscito solo all'interno del cofanetto e che non si trovasse questo doppio vinile da solo il vinile, quindi ad un prezzo diciamo più alla portata di tutti, perché spendere alla fine 100 euro per un doppio vinile con tutto che ti davano tante cose all'interno del cofanetto cominciava a essere un po' diciamo difficoltoso. Ciao Willy, guardate, questo è l'LP doppio, dentro ce ne sono due e vi vado a leggere anche che cosa contiene. Ovviamente questo è un live, questo è tutto un live, il live che ha tenuto al Teatro della Pergola. Ok? Qui si parla, se non sbaglio, ma voglio andare a vedere se è del 2022. Sì, è andato, ha fatto questo concerto bellissimo live al Teatro della Pergola nel 2022. Vedete? Qui c'è ovviamente il logo del teatro, BMG. Vedete? Allora, vi vado a leggere il contenuto, che brani hanno scelto da inserire dentro questo bellissimo doppio vinile. Allora, sul primo vinile lato A c'è il confronto, seconda canzone Fino a tutta la vita che c'è, il terzo è L'uomo volante, ricordo vincitrice 54esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, e 4 Io ti volevo, ok? Lato B ci sono altri 4 brani, c'è Cenerentola innamorata, che la ricordiamo tutti, bellissima, bellissimo brano, poi Dal buio, poi c'è un mix tra Malinconia e Principessa, vieni principessa, vabbè, questa, e poi la quarta è Perché lo fai, quindi già questo lato B racchiude un po' degli anni 90, della sua nascita come cantante e della sua crescita musicali. Quanti grani? E qua non c'è scritto i grani. Grani forse brani. Grani forse grammi, no? Ok, disco 2. Al lato A c'è Ti vorrei con la V. Allora, c'è Ti vorrei, c'è Che giorno è, c'è Caro babbo, bellissimo anche questo brano, bellissimo. E poi Ci vorrebbe il mare. Quindi anche questo, il lato A del secondo disco, racchiude veramente i suoi grandissimi successi della prima metà degli anni 90. E al lato B c'è Disperato, Vaffanculo e Bella stronza. Tra l'altro questi due brani fecero uno scalpore negli anni 90 che voi non avete idea, però era una rivoluzione musicale, perché noi ricordiamoci che Marco Masini, quando è arrivato lui,
In Italia c'era una rivoluzione musicale, noi dobbiamo portarci con la mente a quegli anni. A quegli anni c'era Giovanotti che era uscito con canzoni tipo Vasco, alla- al Festival di Sanremo si era presentato Francesco Salvi, addirittura, scusate, mi è andata veramente storta la saliva. C'erano Eros Ramazzotti con i suoi brani bellissimi che erano molto romantici, quelli che sia diciamo sia 180 grammi, sì, vabbè. Non penso siano 180 perché qui ci sono due vinili, forse saranno da 120 l'uno, non da 180. Poi magari lo vado a pesare perché qui non c'è scritto. Se fosse stato da 180 ci sarebbe stato scritto enorme. Quindi penso che sia un doppio vinile da 120 grammi questo, senz'altro. Doppio vinile 120 grammi. Io non lo apro perché per adesso li tengo tutti imballati per poi aprirli appena inizierò a fare tutte le live in vinile su TikTok. Ok, stasera tra l'altro, salvo intoppi familiari, dovrei fare una bellissima live per festeggiare i 1500 followers su TikTok. Sono riuscito a raggiungere 1500 follower su TikTok, non ci avrei mai pensato, veramente, ma mi fa molto piacere aver raggiunto questo traguardo. Allora, quindi stavamo parlando di Marco Masini e dell'epoca in cui lui è arrivato al successo. Abbiamo parlato che c'era Giovanotti con le sue canzoni un po' strampalate, diciamo così, perché lui veniva da Gimme Five, da Walking, tutte canzoni, tutti brani un po' per l'epoca molto moderni, diciamo erano brani che destinati alla discoteca, diciamo da cui lui veniva, perché lui, ricordiamolo tutti, è nato come DJ Giovanotti, che poi è diventato un cantautore che secondo me a livello italiano, io apprezzo tantissimo tutti gli altri cantautori, Venditti, Renato Zero, ma però certo fare una carriera diversificata come ha fatto Giovanotti, secondo me forse ci si avvicina a Celentano, che pure Celentano all'inizio era tutto rock, il molleggiato, piano piano poi ha fatto canzoni molto più ricercate, però sì, un ottimo traguardo su TikTok, sì, grazie Willy. Quindi stavo dicendo, forse si avvicina un po' più a Celentano, perché Giovanotti da che cantava Gimme Five, vorrai, è qui la festa, stasera voglio fare una festa, insieme ha cambiato e poi ha tirato fuori successi come A te, Per te, guarda, io potrei citare canzoni di Giovanotti cioè, per ore. Sono tutte veramente tutte grandi successi, bellissime, scritte benissimo, e tra l'altro anche arrangiate benissimo, anche la musica che fa da sfondo alle parole di Giovanotti è bellissima, di qualsiasi brano quasi uno va a prendere di Giovanotti. Posso dire la stessa cosa anche di Eros Ramazzotti, che però da quando è nato come artista ha sempre fatto canzoni molto melodiche, romantiche, bellissime, anche Eros Ramazzotti. Quindi diciamo la sua carriera dal punto di vista musicale è stata molto più uniforme, se vogliamo. E poi ce n'erano tanti altri che nascevano all'epoca che hanno fatto il successo e hanno, diciamo, fatto il cambiamento della musica italiana. Piano piano, ovviamente si parla degli anni 90, 91, 92, 93, proprio come io sostengo, ci sono i decenni, gli anni 80 sono gli anni 80, i 90 sono i 90, tra il 2000 e il 2010 erano quelli lì, e tra il 2010 e il 2020 alla fine sì, diciamo che gli anni 2000 si sono portati un bello strascico di anni 90, e adesso c'è tutto un ritorno, revival, riprendere brani degli anni 70, 80, 90, remixarli, ricantarli, cantarci sopra alle basi musicali, ci siamo inventati di tutto.
perché tra l'altro comincia a scarseggiare anche diciamo l'inventiva di un qualsiasi artista, quindi niente, praticamente questa live voleva essere così molto molto rapida, una live da ecco una ventina di minuti per illustrarvi questo disco, diciamo il live di Marco Masini al Teatro della Pergola. Quindi lo trovate alla Discoteca Laziale, andate pure sul sito della Discoteca Laziale, ecco qui il prezzo ve lo faccio vedere, 40 euro, che per due vinili nuovi, come dico sempre, non è tantissimo. Calcoliamo che il cofanetto mi pare che costa oltre i 100 euro, e quindi diciamo poter avere su vinile questo chiamiamolo concerto, questo live, senza spendere un patrimonio, non è male come idea. Non l'avevo visto su Amazon, non l'avevo visto a Mondadori Store, non l'avevo visto agli altri negozi di dischi, diciamo grandi negozi di dischi. Sono andato 2 venerdì fa alla Discoteca Laziale, girando tra i vari, tra l'altro dovevo comprare diciamo la versione a 3 CD, la versione normale di 40 al sogno continua di Cristina D'Avena, però trovandomi davanti alla scelta, visto che avevo già il cofanetto di Cristina, vabbè sta lì dietro senza lo riprendo, di Cristina, il cofanetto deluxe, allora ho detto senti, visto che i primi 3 CD sono uguali identici anche sul cofanetto, poi vedendo che quello non era un'edizione limitata, quindi quei CD di Cristina si troveranno tranquillamente. Questa era l'unica copia che io l'ho vista lì, non ce n'erano altre copie, però penso, siccome la Discoteca Laziale non ce le ha tutte esposte le copie, perché sopra c'è il magazzino al piano di sopra, sono 2 piani, il piano di sopra non è accessibile perché al piano di sopra vendono tutto su internet, quindi hanno il loro bellissimo negozio su internet, Discoteca Laziale, tra l'altro ecco è discotecalaziale.com, come si vede sulla bustina, discotecalaziale.com, ok? Discotecalaziale.com, e loro vendono anche su Amazon, c'hanno anche il negozio Amazon, trovate i vinili della Discoteca Laziale anche su. Sì, 70, 80, 90 per me, io sbatto sempre contro il muro degli anni 2000, non c'è niente da fare per tutto quanto, non solo per la musica, per il retrocomputing, un po' per tutto, cellulari, tecnologia, fumetti, come sapete. Venitemi a seguire su Waveful, vi metto il link in descrizione, cliccate sul mio link in descrizione di Waveful e venitemi a seguire anche su Waveful. Waveful è un ottimo social network tutto italiano, si sta sviluppando tantissimo, ha oltre 100.000 iscritti contro i 5 milioni di TikTok Italia, quindi diciamo che stiamo andando molto molto bene, io ci sto dedicando parecchio tempo, ho già creato diversi tsunami che sono dei gruppi praticamente. Calcolate che Waveful è molto simile a TikTok, però col fatto che stiamo di meno riusciamo a farlo essere un po' più controllato come social network. In chiusura di live, scusate la tosse, forse mi dovevo mettere un bel bicchiere d'acqua, sarebbe stato meglio. In chiusura di live vi invito a visitare il mio sito che è qui sopra, lo vedete, sta passando adesso, classe74.it. Da lì potrete accedere a tutti gli altri miei siti, a tutte le aree diciamo un po' più complicate da trovare, più nascoste di Amazon. È un sito dedicato ovviamente agli acquisti su Amazon, quindi non dovrete registrarvi sul mio sito assolutamente, userete il vostro account di Amazon per fare gli acquisti su quelli che sono gli oggetti che vengono consigliati dal mio sito, cioè che poi so io che lo faccio, quindi che vi consiglio io, ok? Da quel sito potete raggiungere anche starwarsstore.it se siete appassionati del mondo della galassia lontana lontana, potrete accedere a legolando.it se siete appassionati come me di Lego, che ho fatto già vedere, guardate ce l'ho qui e quindi lo prendo, ecco questo, guardate che bello, questo è lo shuttle di Lego, tra l'altro ce ne sono 2 versioni, questa è la versione piccola anche perché la versione grande non saprei proprio dove metterla, questo l'ho preso ultimamente, questo è lo shuttle di Lego, anche questo
lo troverete senz'altro su legolando.it. Ok, lo poggiamo qui, legolando.it. Poi c'è un sito a cui sono molto legato, perché renijstore.it è dedicato praticamente alla musica. Ci troverete giradischi divisi tra giradischi a cinghia, giradischi a trazione diretta, ci troverete i lettori CDJ divisi tra quelli che leggono anche CD e quelli che invece sono, diciamo, dei lettori multimediali, hanno bisogno per forza di una pennetta o di una scheda SD su cui vengono inseriti dei brani in MP3, in FLAC, in WAV, quello che volete, e loro leggono questi brani digitali senza però avere il lettore CD. Poi ci sono le console divise in quelle standalone che possono funzionare come la Prime 4, che possono funzionare senza bisogno del PC, e quelli che sono dei controller, diciamo così, perché hanno bisogno prettamente del PC e di software come Serato, come Recordbox, come Virtual DJ per poter funzionare. Quindi voi lo attaccate via USB al PC e la utilizzate, diciamo, per mixare, però i brani stanno dentro al PC. Ok, mentre nel caso delle console standalone i brani possono essere memorizzati sia su delle pennette, delle schede SD, sia all'interno della stessa console, quindi tramite un hard disk SSD, un hard disk normale che si può inserire all'interno della stessa console. Ci troverete degli amplificatori, le casse sia attive che passive, perché se trovate gli amplificatori ci dovrete associare delle casse passive, quindi non amplificate. Se invece volete utilizzare delle casse direttamente attaccate ad un mixer, tra l'altro c'è pure la categoria mixer, volete usare delle casse attaccate direttamente al mixer senza nessun amplificatore, vi servono delle casse attive, e ci sono tutti e due i tipi di casse. Poi ci sono anche tutti i mobiletti per avere tutto il vostro sistema multimediale a portata di mano. Non solo, ma ci troverete anche tutti gli accessori che servono per fare le live, le dirette sui social network, quindi i green screen, tutti i vari tipi di faretti, di luce, spot, eccetera, per un'illuminazione ottimale. Ci troverete microfoni, ci troverete tutti gli adattatori per poter fare una live usando dei microfoni esterni, microfoni senza filo da attaccare per esempio a un cellulare. Ci troverete tutti gli stand per i cellulari per poter fare le live. Insomma, ho dedicato un ampio spazio alle live, ok? Quindi questo era quello che volevo dirvi. Seguitemi su Waveful, seguitemi su TikTok, troverete i link tutti quanti in descrizione, visitate www.classe74.it e da lì poi potrete andare su tutti gli altri siti che vi ho menzionato. Allora, io vi ringrazio di essere stati con me in questa breve live. Abbiamo fatto, diciamo, l'unboosting di Marco Masini, il live at Teatro della Pergola, e abbiamo parlato della discoteca laziale, ottimo negozio dei dischi che è a Roma. Ok, tra l'altro presto voglio fare un altro tour all'interno della discoteca laziale, quindi un tour, diciamo, fine 2022, vediamo quando potrò farlo questo tour, perché sarò molto felice di farvi rivedere dentro com'è la discoteca laziale. Ok, grazie mille. Ora vi lascio con la, chiamiamola, sigletta finale, e ci vediamo alla prossima live, che come sempre non so quando sarà. Allora andiamo un attimino, che qui devo un attimino, ecco, abbiate un attimo pazienza, secondo. Ok, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live. Attivate la campanella, e se vi piacciono questi miei brevi interventi iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella. Ok, grazie.